Pollesa e proseguiamo con l'intervento di Sergio Fantinato, l'ingegner Sergio Fantinato, che ci parlerà di risparmio energetico, energie rinnovabili o energie alternative. Buonasera a tutti e grazie di essere qui, ringrazio anche il gruppo che mi ha invitato come tecnico a parlare di efficienza energetica e risparmio energetico nell'ambito edilizio principalmente, argomento che si lega sia sul piano diciamo, comunale, visto le prossime elezioni, dal punto di vista degli edifici pubblici, dei consumi energetici che ci sono in bilancio nelle amministrazioni pubbliche, e anche nell'ambito privatistico della propria abitazione di casa o degli usi energetici che uno ha nella sua abitazione. E perché si deve parlare di efficienza energetica e risparmio energetico? Beh, innanzitutto perché le fonti energetiche fossili classiche che utilizziamo oggigiorno sono in via di esaurimento. Già nel 1956 il geologo Haber americano aveva profetizzato che la curva di picco del petrolio aveva un andamento a campana e attualmente adesso noi ci siamo seduti sopra nel picco, cioè nei prossimi anni ci saranno produzioni di petrolio sempre minori e quindi gli stati che lo utilizzano dovranno adeguarsi. E, tra l'altro, aspetto che rende più delicato il problema è che le scorte di petrolio per la loro maggior parte in buona misura sono nei paesi del Medio Oriente, quindi con una bassa stabilità politica, con tutti i pericoli diciamo, connessi. L'Italia come è messa diciamo, da questo punto di vista? L'Italia non è messa bene perché per la stragrande maggioranza delle energie fossili sono derivate da importazione dall'estero. Per esempio facciamo 100 del patrimonio energetico nazionale, il 41% deriva dal petrolio che è totalmente importato dall'estero e il 36% deriva dal gas naturale che questo per circa 2/3 viene da stati esteri. Di pari passo un altro aspetto che pone l'accento sul risparmio energetico riguarda l'aspetto inquinante, cioè le emissioni di CO2 e di pari passo l'aumento della temperatura terrestre. Quindi diciamo stiamo consumando una quantità energetica che è in via di esaurimento e ci stiamo facendo male al tempo stesso perché questa crea degli effetti collaterali inquinanti che ad oggi non sono controllabili. In Italia diciamo, il consumo energetico è così suddiviso, una gran parte dell'energia che l'Italia acquista o consuma è adibita al settore dell'edilizia, infatti circa il 40% dell'energia totale consumata è assorbita dagli edifici in termini di consumi per illuminazione, riscaldamento, raffrescamento, diciamo, gestione completa dell'edificio nell'arco dell'anno. Dell'energia totale consumata dagli edifici circa 2/3 è consumata prettamente per il riscaldamento invernale, quindi è l'ambito dove se uno vuole andare a risparmiare deve intervenire in prima misura. Quindi vediamo come sono fatti gli edifici dal punto di vista energetico in Italia. Diciamo che abbiamo un patrimonio edilizio datato, vecchio, che si comporta in maniera abbastanza pessima da questo punto di vista, perché l'Italia ha avuto un boom economico del dopoguerra dagli anni 60-70, si è costruito in fretta male, fino in pratica anche l'altro giorno, prima dell'avvento degli ultimi decreti sull'efficienza energetica del 2006 e del 2007, e circa l'84-85% degli edifici in Italia non sono in pratica dotati di uno specifico isolamento termico, quindi hanno dei consumi che sono 2-3 volte quelli che oggi uno dovrebbe avere in un edificio nuovo fatto in questo istante. E stessa cosa si può dire anche per il parco edilizio pubblico, infatti ha avuto degli sviluppi legati allo stesso lasso di tempo, quindi dopo guerra, anni 60, 70, 80, e quindi anche essi hanno delle dispersioni termiche paurose di 2-3 volte, anche di più, il minimo che dovrebbero avere oggi per legge. Infatti Lega Ambiente nel 2009 ha condotto un'indagine sugli edifici scolastici veneti e ha riscontrato che il 95% sono in classe energetica G, cioè che è la più bassa, quella più gravosa. Lo conoscete bene perché quando andate ad acquistare un elettrodomestico ormai siete abituati a pensare alla classe energetica, lo volete in classe A, no? O A+, mentre quando pensiamo agli edifici questa cosa non è ancora entrata in testa, ma deve passare anche questa.
Come porre rimedio a questa situazione? Quindi sia per quel che riguarda gli edifici pubblici che gli edifici privati ci sono dei criteri o dei modi per migliorare il comportamento energetico. Prima di tutto si deve pensare all'isolamento dell'involucro, cioè come avere un secchio pieno d'acqua con dei buchi. È illogico pensare di aprire ancora di più il rubinetto, quindi aumentare il riscaldamento per avere un maggior comfort. Prima cosa uno deve tappare i buchi, quindi isolare di più la casa facendo il cappotto, isolando il tetto, cambiando finestre, sia che l'edificio sia privato che sia l'edificio che sia pubblico. Si può agire poi negli impianti ottimizzandoli, modificandoli, sostituendo i generatori obsoleti e installando impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Il sole ce l'abbiamo gratis in pratica, esiste il fotovoltaico, il solare termico, in alcuni siti, per esempio il canale di Brenta, si presta bene anche l'eolico, quindi basta avere la voglia, un po' l'ingegno, ovviamente le risorse economiche per farlo. Tanto per darvi un ordine di grandezza, 5 cm di qualsiasi materiale isolante danno una certa quantità di isolamento termico. Se volessimo ottenere lo stesso isolamento termico con muri mattoni forati, dovremmo farlo da 50 cm. Se dovessimo farlo in calcestruzzo dovremmo fare un muro largo 2,5 m. Quindi capite che farsi la casa in calcestruzzo non ha tanto senso, perlomeno un po' di isolante bisogna metterlo. E arriviamo al dunque, cioè potreste dire tante belle parole, però come faccio economicamente a fare questo tipo di cose, sia che sia privato sia che sia ente pubblico? Beh, ci sono degli strumenti. Innanzitutto fare uno di questi interventi comporta delle riduzioni in termini delle bollette, sia elettrica che di riscaldamento che di raffrescamento estivo. Quindi una parte dei risparmi comportano degli ammortamenti nel tempo, quindi negli anni io mi ripago l'intervento. Per i privati ci sono poi le detrazioni fiscali del 55% che, prorogate fino alla fine di quest'anno, permettono un ritorno in 10 anni di più della metà della cifra. Il ministro Clini dell'ambiente parlava l'altro giorno di una bozza di proposta di proroga fino al 2020 di questo tipo di incentivazioni. Altri tipi di incentivazioni sono del fotovoltaico con il famoso conto energia, che adesso è in fase un po' di revisione, per il quale viene data una remunerazione economica solamente per il fatto che uno produce energia da fonti rinnovabili. Per le pubbliche amministrazioni, e poi chiudo, c'è uno strumento poco conosciuto che è quello delle ESCO, cioè sono delle società private che praticamente fanno un check-up dell'edificio pubblico esistente e si accollano completamente l'onere della spesa. Come fanno quindi queste società a rientrare dell'investimento che fanno e cosa ci guadagnano? In pratica, se adesso ad oggi l'edificio consumasse 100, l'intervento può portare tranquillamente, senza fare cose a livello NASA, una riduzione anche di un quarto, un quinto dei consumi. Bene, su questi risparmi economici viene sottoscritto un contratto tra l'amministrazione pubblica e questa ESCO, questa società, e la ESCO si tiene gran parte di questi risparmi economici e quindi nel tempo ammortizza l'intervento. Bisogna ovviamente ponderare bene le tempistiche di questi contratti in modo che l'azienda abbia un'equa remunerazione dell'investimento fatto. Alla fine di questo contratto la pubblica amministrazione si trova ad avere l'edificio riqualificato, quindi che consuma poco, e nell'arco di questi anni del contratto una parte dei risparmi viene dato anche a lei, quindi magari degli 80 risparmiati 20 viene rimasto al comune, viene lasciato al comune che non fa niente, ne muove un dito e ha dei soldi in più che può investire in altri settori, e la ESCO nel giro degli anni si ripaga dei propri interventi. Ecco, io chiuderei se non ci sono altri.